Cari amici di Valdo TV, ci troviamo questo pomeriggio di Pasquetta di lunedì 5 aprile 2021 a dare una segnalazione a tutti gli ascoltatori e i nostri utenti affezionati anche della trasmissione Bel Tempo si spera che ribadiamo quest'oggi non andrà in onda, infatti torneremo lunedì 12 aprile 2021 alle 20:45 con una nuova puntata. Dicevamo comunque una segnalazione meteo che andrà a coinvolgere le prossime ore quando un impulso di aria piuttosto fredda di estrazione polare andrà ad interessare gran parte dell'Europa e valicherà le Alpi proprio questa notte, portando un veloce e rapido peggioramento della situazione meteorologica associata a condizioni anche di instabilità con la possibilità di qualche precipitazione con nevicate che scenderanno di quota addirittura circa sui 300-500 metri, ma non escludiamo, qualora l'intensità di rovesci lo consentisse, anche qualche fiocco localmente più in basso, quindi anche a tratti sulla pianura più interna. Domani, martedì 6 aprile 2021, la situazione volgerà al parziale miglioramento in mattinata, rasserenamenti ampi, con clima piuttosto freddo per la stagione. Mediamente le temperature saranno più basse di circa 10-12 gradi, ma in qualche settore avremo addirittura uno scarto superiore rispetto alle temperature appena indicate. Nel corso del pomeriggio sera una nuova temporanea parziale instabilità andrà a svilupparsi per incremento di attività cumuliforme, specie in prossimità dei rilievi, a tratti anche sulla pedemontana, dove non escludiamo qualche parziale rovescio o piovasco che eventualmente potrebbe risultare a carattere nevoso sempre a quote piuttosto basse, intorno ai 200-500 metri. Chiaramente poi la quota delle nevicate varierà anche in funzione o meno dell'intensità dei fenomeni. Le temperature, come dicevamo, saranno in repentino calo, in particolar modo per quanto riguarda le minime, per quanto concerne la giornata di domani, martedì 6 aprile, e i valori più bassi proprio li registreremo a fine giornata. Anche la ventilazione sarà degna di nota, in quanto avremo un rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali sia in quota che anche sulle dorsali prealpine e soprattutto sui settori costieri ed aree limitrofe all'immediato punto entroterra, con bora anche a tratti sostenuta, quindi correnti da nord-nord-est davvero tese o forti. Poi nei giorni a seguire miglioramento della situazione meteorologica e questo impulso di aria piuttosto fredda andrà a interessare l'Italia centro-meridionale e quindi poi anche il nord Italia andrà a trovare dei rasserenamenti sempre piuttosto considerevoli legati proprio all'intrusione anche di aria piuttosto secca e quindi garantendo anche condizioni tipicamente soleggiate ma con temperature minime, quindi notturne del primo mattino, che tenderanno ulteriormente a calare, tant'è che ci aspettiamo la notte tra martedì e mercoledì e ancor più la nottata tra mercoledì e giovedì delle possibili brinate o gelate anche su parte della pianura interna con valori prossimi o anche inferiori a 0 gradi. Da questo aggiornamento è davvero tutto, da Riccardo Mazzocco vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo ancora un buon proseguimento di giornata e di festività. Arrivederci.